Un saluto ai nostri amici telespettatori e oggi il nostro gradito ospite è il professor Giorgio Soardo, che è responsabile dell'insegnamento di gastroenterologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Udine. Buongiorno, dottor Soardo, grazie per Buongiorno, essere ritornato. grazie a voi. In una delle precedenti puntate abbiamo parlato di reflusso, quindi vorrei fare un collegamento, proprio vorrei aprire questa trasmissione parlando delle problematiche all'esofago, proprio collegandoci al reflusso gastroesofageo. Sì, avevamo parlato di tutta la patologia Sì. dell'esofago. Un chiarimento andrebbe sempre fatto, anche perché la popolazione, i pazienti che ne sono affetti, devono sapere poche cose, ma quelle cose soprattutto che li deve tranquillizzare in merito ad una patologia più importante dell'esofago, secondaria al reflusso gastroesofageo, che è rappresentato dall'esofago di Barrett. L'esofago di Barrett non è nient'altro che la presenza di cellule dello stomaco, della zona di transizione tra stomaco ed esofago, che colonizzano la porzione inferiore dell'esofago. L'esofago di Barrett sembra da studi sia presente in circa l'1-2% della popolazione, quindi non è una patologia Molto rara, è diffuso. sempre conseguente ad una storia di reflusso gastroesofageo. Ma perché tanta paura dell'esofago di Barrett? Allora, tanta paura dell'esofago di Barrett perché? Perché una percentuale bassa, si parla di 0,2-0,4% di questi pazienti, se non curano la patologia, possono evolvere verso la neoplasia dell'esofago. Ma tutti i Barrett fanno paura? Sicuramente no, perché noi distinguiamo l'esofago di Barrett, che deve essere metaplasico se no non è Barrett, dove un'osservazione endoscopica ogni 5 anni garantisce l'evolutività, ma non verso il tumore, verso una forma displastica. Nell'esofago di Barrett fa un po' più paura se il paziente presenta una displasia, cioè delle cellule dello stomaco nell'esofago, però che hanno caratteristiche anomale. Questi sono i pazienti che ipoteticamente potrebbero trasformarsi in neoplasia. E chi sono questi pazienti che di solito devono avere più possibilità di follow-up? Al di sopra di 50 anni, sesso maschile, obesi, fumo di sigaretta, abuso di alcol. Noi abbiamo questi 5 elementi e quando ne abbiamo almeno 2 di questi elementi, il paziente va messo in stretta osservazione endoscopica. Non tutti i Barrett fanno tumore dell'esofago. Questo deve essere molto chiaro e un paziente che ha il Barrett non deve avere la paura di questo. Deve essere osservato endoscopicamente e questo può essere già un dato, per poi arrivare anche a situazioni di cura e di intervento anche chirurgico, anche loco-regionale, con i nuovi interventi che bruciamo in poche parole endoscopicamente queste cellule anomali senza intervenire chirurgicamente, però il concetto fondamentale è solo una minimissima percentuale di questi pazienti può evolvere verso questo tipo di patologia. Ecco, lei diceva direttamente, quindi nel momento in cui si fa la gastroscopia Esatto. si può intervenire, quindi Esatto, direttamente. endoscopicamente con una tecnica o di resezione Sì. endoscopica o di radiofrequenza, si brucia la zona, si può intervenire in maniera sicura, precisa, nel prevenire poi l'evolutività di questa patologia. Senta, uno dei temi, infatti l'avevamo annunciato, avevamo detto che quando lei sarebbe tornato appunto avremmo parlato di colon irritabile, altra patologia molto molto diffusa e che ti fa pensare tante volte al fatto di essere allergico a un cibo piuttosto che a un altro, cominci a farti tutte le indagini perché quando mangio questo mi capita questa sensazione. Tante volte non ne vieni a capo. Beh, Quindi, anche la ma anche essere particolarmente ansiosi può comportare, può causare il colon irritabile? Certo, la sindrome del colon irritabile è un disturbo, non è una patologia, Ecco. è un disturbo funzionale.
Per fare questo tipo di asserzione, io di fronte a un paziente che ha la sindrome del colon irritabile dico: lei ha a casa sicuramente un interruttore della luce, che per azionarlo molte volte deve fare un movimento particolare per accendere la luce. Non è rotto, ma funziona male, e questo è la sindrome del colon irritabile, una disfunzione. Un mare magnum anche di disfunzioni, perché nell'ambito della sindrome del colon irritabile abbiamo tanti sintomi clinici. Recentemente tutta una coralità di scienziati mondiali ha coniato dei termini ben specifici che si chiamano, diciamo così, i criteri di Roma, perché sono stati coniati tramite un pool di persone che hanno partecipato a questo grande evento a livello romano, ormai caratteristico e codificato, che dividono questi pazienti nella forma che ha stitichezza, nella forma che ha diarrea, in una forma mista e in una forma che non si riesce a classificare. Queste sono le 4 variabili della sindrome da colon irritabile. La pancia gonfia, la difficoltà ad andare di corpo, molte volte dover andare di corpo più volte al giorno. È chiaro che anche qui, credenza di carattere popolare, ho mangiato qualcosa che mi ha ha fatto fatto male. Sì. Ecco. E quindi Un questo classico. è una delle cose che il clinico, il gastroenterologo deve ogni volta saper affrontare di fronte al paziente. È chiaro che la diagnosi di colon irritabile è una diagnosi di esclusione, bisogna eliminare tutte le altre patologie che possono dare la stessa sintomatologia clinica. Pensiamo la vera patologia potrebbe essere anche il morbo celiaco dell'adulto, che è una vera allergia al glutine, e quindi sappiamo bene che 1 su 250, 1 su 500 persone sono affette di questa patologia, e quella va curata togliendo il glutine. Bisogna escludere una patologia anche neoplastica, soprattutto se c'è familiarità, ma in quel caso veramente è molto raro questo tipo di, diciamo, di associazione. Ma bisogna essere molto attenti. Una delle classiche domande che noi facciamo ai pazienti che hanno questo disturbo è se hanno il disturbo di notte. Il 99% dei pazienti che hanno una sindrome da colon irritabile, la pancia gonfia, le scariche di diarrea, non riesce ad andare in bagno e così via, non hanno un disturbo notturno. E questo perché? Perché la sindrome del colon irritabile è una manifestazione clinica dove il sistema nervoso centrale, che agisce sul secondo cervello dell'intestino, è molto attivo. Di notte, quando si spegne questo interruttore, il paziente non accusa più nessun tipo di disturbo. Quindi è una malattia di carattere funzionale. Ma quanto c'entra il cibo? E questo è un concetto fondamentale. O le associazioni di determinati cibi, perché poi Esatto. uno si fa tutto, uno si crea in casa tutta una sorta di letteratura. No, questo non lo posso mangiare perché ho mangiato quell'altro e dopo mi crea il problema. Questa è la Perché con domanda che il l'andare del paziente... tempo succede così. Certo, perché il paziente è la prima domanda che pone al gastroenterologo mentre lo visita. Ma allora cos'è che mi fa questo tipo di problema? Cos'è il cibo? Cosa devo evitare? Cosa non devo mangiare? Allora sfatiamo anche questo tipo di problema. Diciamo che nel 50% dei pazienti il cibo non c'entra proprio assolutamente nulla. Il paziente dice sono intollerante. L'intolleranza non significa che tu sei allergico a un cibo. Il tuo organismo non riesce a digerire quel cibo, ma tu sei, non è il cibo la causa di questo tipo di problema. Però un 50% di questi pazienti, se noi riduciamo o togliamo tutta una categoria di cibi che fanno parte di quelli che gli anglosassoni ormai identificano con l'acronimo FODMAP, cioè cibi che fermentano gli zuccheri semplici, gli zuccheri complessi, determinate sostanze che sono contenute nelle bibite non zuccherate, polioli, e sembra che i soggetti predisposti, queste sostanze gonfino parecchio. E allora noi in questi soggetti cerchiamo in qualche maniera di attenuare o di fare una dieta priva di queste sostanze per 4 settimane,
e poi aggiungiamo lentamente tutti questi cibi un po' alla volta e si possono ottenere dei buoni disturbi, ma non in tutti i pazienti, questo deve essere molto chiaro, soprattutto nel disturbo del colon irritabile da gonfiore. Una cosa che bisogna sfatare in maniera precisa è che se il paziente non è celiaco, non deve togliere il glutine dalla dieta. Il glutine non c'entra nulla con la sindrome del colon irritabile, tant'è vero. Invece molte persone sono pensano convinte, non esatto, si deve togliere il glutine se non si è celiaci. Studi recenti hanno visto che non è il glutine, ma sono le nuove farine che sono state modificate geneticamente, ma sono favorevoli questa modifica genetica perché hanno meno anticrittogamici, quindi più sane, però hanno dentro delle sostanze che rinforzano la pianta che si chiamano fructani che gonfiano. A questi pazienti gli hanno dato di nascosto il glutine e non hanno avuto nessun tipo di problema. Quindi non eliminiamo un elemento, lo possiamo ridurre ma non eliminarlo, perché è un controsenso. Quindi nella sindrome del colon irritabile dobbiamo guardare, per riassumere, aspetti psicologici, lo stress, le situazioni di carattere ambientale, probabilmente forse anche la flora batterica intestinale influenzata da farmaci, influenzati da stili dietetici troppo veloci, da cibi troppo grassi. Questo è il colon irritabile. Noi dobbiamo intervenire, come dicono gli anglosassoni, su misura, sartorialmente per ogni singolo paziente, capendo quali sono le problematiche principali e dando al paziente quelle semplici indicazioni, non di una patologia, ma di una disfunzione. Professor Soardo, guardi, quando si conclude il tempo a nostra disposizione, io dico sempre no, bisogna che lei ritorni, e quanto prima, e quanto prima. La ringrazio per Grazie a essere voi. stato nostro ospite, la ringrazio per i suoi preziosi consigli, ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ricordo che Family Salute e Benessere va in onda il martedì e il giovedì in prima battuta alle 13:15 e poi viene replicato più volte durante il corso della giornata. Grazie per averci seguito, arrivederci.